Amici di Sportisti, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo del CUS Palermo per l'ultimo appuntamento per quanto riguarda il campionato regionale allievi Under 17 di fronte CUS Palermo e Academy Ribolla. Diciamo sotto età per quella che è la categoria in cui sta scendendo in campo oggi. Intanto occhio al tiro di Pera, con la palla che si perde fuori. Il direttore di gara che cerca di riportare la calma in aria, arriva il cross di D'Acquisto. E il colpo di testa a metter fuori, occasione per l'Academy che scambia con Tarantino. Tarantino pressato in maniera regolare da D'Acquisto. D'Acquisto riesce ad andare via su Foresta, va in mezzo D'Acquisto, c'è l'uscita puntuale di Logalbo. Poi ancora attacco buono per l'Academy, la traversa colpita da Pera, occasionissima. D'Amico ancora una volta troppo leggero in questa giocata. Pera, conclusione dalla distanza, blocca addirittura Logalbo e offre il pallone a Bargione in profondità per la corsa di Viviano, che è più veloce dei due centrali dell'Academy. Viviano sul sinistro, conclusione alta, primo tentativo di una certa importanza per il CUS, firmato da Viviano. Palla messa al centro con la chiusura e poi la palla allontanata però ancora sui piedi di Pera, che batte Logalbo e sblocca la partita in favore dell'Academy. Vantaggio meritato per la squadra ospite, che dunque a metà del primo tempo sblocca il risultato. Il tocco d'Amico, allora può ripartire l'Academy con la palla allargata da D'Acquisto all'indirizzo di Dalfino, che prova a prendere in velocità Foresta. Ancora Dalfino, mette al centro per la conclusione, deviata, altro tentativo e c'è il 2-0 da parte dell'Academy, che dunque raddoppia. Non riesce a gestire il pallone. D'Acquisto in avanti per Tripiano, ancora i due che scambiano per la palla in profondità, a cercare Dalfino. Dalfino di prima con la girata che si perde alta, altra occasione. Arriva la battuta sul primo palo, colpo di testa di Gagliano, poi ancora Palazzotto a gestire il pallone, altro cross con la palla che colpisce la traversa, poi il tentativo ed è fuori gioco, palla in avanti verso Dalfino, chiude Foresta, poi alimenta ancora l'azione Aiello che va al tiro e c'è il 3-0 dell'Academy che allunga ancora nel parziale. Terza rete firmata proprio dal numero 3. Adesso la può sistemare, va alla battuta verso il primo palo, Viviano spizza di testa, la palla va fuori. Fattore campo nei playoff per approdare in promozione. Qui intanto palla buona per D'Acquisto, la di rigore, D'Acquisto sul fondo il suo tentativo, con l'arbitro che dà anche un'occhiata al piazzamento dei giocatori in area, poi fischia. Parte Bargione che la fa girare, la palla esce, cerca e trova Bargione. Bargione in profondità per la corsa di Viviano, che parte in posizione regolare, il pallonetto sopra la traversa, poteva sfruttarla decisamente meglio. La battuta al centro, colpo di testa e arriva il gol da parte di Viviano, tanto cercato, tanto voluto, e alla fine è arrivato la rete dell'1-3. Intanto occhio a questo calcio di punizione, Pagliari sul punto di battuta, cerca la porta, Pagliari e la trova con una grande conclusione che si spegne alle spalle di Logalbo. E allora 4-1 in favore dell'Academy, che può innescare la corsa dell'inesauribile Dalfino. Ancora Dalfino, passa dal centro, c'è Rosato che controlla, Rosato evita un avversario, poi c'è il tocco per Lucchese e Logalbo con un grande intervento. Pallone è letteralmente portato alla spalla dei giocatori dell'Academy, con Lupo che propone con l'esterno, scavalcato Logalbo e la palla che finisce in rete. Il gol del 5-1 per l'Academy, che arrotonda il parziale. 4,5 oltre il 90esimo. Il direttore di gara che decide che può bastare così, finisce in trionfo la stagione, o meglio la regular season dell'Academy Ribolla, che batte 5-1 il CUS Palermo